Rieccoci insieme, siamo sempre qui in piazza Garibaldi in centro a Padova, siamo sempre con la CIA Maurizio Antonini. Un'altra questione che ci sta a cuore spiegarla bene senza creare allarmismi, panico, però valutandola nel concreto, perché purtroppo chi ne è coinvolto del settore sta subendo delle conseguenze, delle ripercussioni importanti, danni economici molto rilevanti, molto di più di quel che si temeva, ed è il discorso dell'influenza aviaria. Tanto per cambiare ci mancava questa ciliegina sulla torta, è arrivata l'influenza aviaria, è cominciata un po' in sordina e adesso cosa sta succedendo? Un po' raccontiamo anche di che cosa si tratta, quali sono le specie coinvolte, i produttori stessi, quali sono quelli coinvolti per quel che riguarda la CIA naturalmente. Sì, guardi, l'influenza aviaria è un'influenza che va a colpire diciamo, tutte quelle specie avicole. Nel Veneto abbiamo un'esperienza ventennale su questo e quindi... Che non è stata debellata. Non è stato debellato perché sempre di più, magari sicuramente con gli ultimi 2 anni che non avevamo nessun segnale, quest'anno purtroppo ci ha colpito, ma probabilmente ci ha colpito il fatto anche che tutte le specie selvaggine, quindi tutta una serie di uccelli selvatici che sono migrati di qua e di là del territorio non italiano ma dal nord Europa al sud Europa ci hanno portato l'influenza aviaria. Non dobbiamo essere preoccupati per quanto riguarda la nostra salute, non è trasmissibile all'uomo e quindi non è tantomeno trasmissibile per quanto riguarda l'alimentazione. Chiaramente nel momento in cui vi sono mortalità all'interno dei nostri allevamenti, l'ASL determina subito in maniera immediata interviene subito. Le verifiche, le valutazioni e quindi nel caso chiudono anche le aziende nel caso in cui ci sia necessità e quindi massima tranquillità. La situazione è sotto controllo da parte dell'Istituto Zooprofilattico e da parte del Ministero della Salute e da parte della Regione Veneto con i propri Adesso parliamo di questo un attimo, solo che vedo un altro messaggio che poi sparisce. Lo sapete che il mio macellaio Montegrotto vende carne di cinghiale dei colli, chissà se è buono. È un messaggio che simile c'era arrivato chiedendo se la carne di cinghiale, che adesso si vede un po' più di frequente, è garantita, è garantita al 100% perché ogni abbattimento di cinghiali, quest'anno sono fatti circa 2000 nei Colli Euganei. Il cinghiale viene visizionato ma soprattutto viene controllato da parte dell'ASL prima di essere messo in commercio e quindi prima di essere venduto, e quindi su questo massima garanzia per quanto riguarda le carni che vengono abbattute dai nostri sellecontrollori da parte del parco. Ecco, su questo però dobbiamo fare un ragionamento e capire, visto che ci sono tanti cinghiali, probabilmente vi è la necessità nel momento in cui ci daranno la possibilità della sostenibilità e quindi dell'abbattimento controllato, la possibilità anche di avere una propria carne del cinghiale dei Colli Euganei, quindi sempre per la tutela e anche la verifica appunto di tutto quanto questo. Quindi ecco, su questo massima tranquillità al nostro telespettatore perché le nostre carni sono super controllate da parte del Ministero e da parte delle autorità competenti. Non che il contadino prende, ammazza il cinghiale e lo mette in vendita, non è questa la cosa. No, non funziona assolutamente così. I sellecontrollori nel momento in cui uccidono un cinghiale, lo catturano, deve essere visizionato, ma soprattutto le carni devono essere controllate e quindi devono essere depositate, poi coi controlli che viene fatto da parte dell'ASL viene data la possibilità della vendita all'istituto e quindi su questo massimo controllo. Con la macellazione eccetera. Assolutamente sì. Questo è importante. Ritornando alla cosa del discorso dell'aviaria, quindi abbiamo questi capi che sono per lo più cosa sono? Polli, tacchini, che tipo di animali sono coinvolti? Sì, sono gli avicoli, maggiormente oggi abbiamo i polli, i tacchini da carne, però torno a dire massima tranquillità anche su tutto quanto questo. L'Istituto Zooprofilattico insieme col Ministero della Sanità, ma insieme anche con l'assessorato della Sanità della Regione Veneto, stanno facendo un grossissimo lavoro di contenimento, di valutazione e variazione appunto di tutto questo. Quindi per i consumatori non c'è problema, il problema si pone però per i produttori. Beh, noi abbiamo un grosso problema per quanto riguarda le nostre aziende agricole che sono state colpite dall'influenza aviaria, perché vi è la necessità anche dell'incenerimento di delle carcasse, insomma, quindi lo smaltimento di questo. Si sta facendo con la Regione Veneto il massimo sforzo perché queste siano incenerite. Vi è oggi la possibilità anche
mettere sottoterra, però su questo vi è la necessità, nel momento in cui si decide di fare questa operazione, dell'autorizzazione da parte del sindaco e delle autorità competenti, quindi il geologo e quant'altro, per non creare inquinamento della falda, e quindi anche su questo massima tranquillità. Ci siamo nel pezzo, stiamo lavorando su questo e speriamo che anche l'influenza aviaria sia un ricordo. Tra l'altro sempre anche l'influenza aviaria è imputabile a animali selvatici. Sì, no, lo dicevo prima, sono gli animali migratori selvatici che dal nord Europa vanno al sud Europa e quindi passano anche i nostri territori, e quindi su questo ci hanno infettato appunto di questo virus, perché di questo si sta parlando. Però siamo sempre nella normalità. Nel Veneto sono 20 anni che ce l'abbiamo, e sicuramente i nostri allevatori, con la biosicurezza e con le attività di controllo e di verifica, stanno affrontando in maniera egregia tutta quanta questo tipo di gravità, insomma, nel proprio settore. La zona della Bassa, che è stata maggiormente colpita, poi si è diffuso questo virus alla velocità incredibile, cioè iniziato piano, poi molto veloce. Gli allevamenti vengono risarciti, e poi questo può in qualche modo compromettere la produzione di carne avicola, di cui c'è un buon consumo. Adesso non so se esiste anche un export, oppure per cui dopo magari, mancando il prodotto, dobbiamo portarlo da fuori, aumenteranno i prezzi, quindi anche qui ci saranno delle situazioni. Ad oggi siamo ancora all'interno delle produzioni normali, nel senso che le aziende chiudono l'attività per un periodo di controllo e di verifica della sopravvivenza del virus. Sicuramente ci sarà una riduzione della produzione, ma le scorte che avevamo per quanto riguarda questi prodotti è una scorta abbastanza importante, e quindi ad oggi non vediamo nessun tipo di difficoltà per quanto riguarda la produzione di questi prodotti. Ricordo che poi nel momento in cui c'è un periodo di chiusura, successivamente ci sarà anche il periodo di riapertura appunto delle nostre aziende, e quindi man mano queste avranno la possibilità di produrre i propri prodotti. Sì, le aziende, sulla sua domanda specifica, se le aziende saranno risarcite, sono tutti danni diretti da parte della produzione, e quindi su questo si interverrà a livello nazionale con un decreto specifico per rimpinguare le nostre aziende per le perdite di questi prodotti. Beh, almeno quello, insomma, questo è importante. Speriamo sia veloce, anche perché il problema delle nostre aziende, hanno fatto grossi investimenti, quindi vi è la necessità che questi rimpinguamenti, questi contributi che vengono dati siano anche immediati, perché la finanziabilità, la parte fiscalità delle nostre aziende è molto importante, e quindi la liquidità delle nostre aziende è determinante, quindi speriamo che questo sia una risposta anche abbastanza immediata, insomma, su questo. Siamo verso la chiusura, però due parole le possiamo dire, visto che è il periodo delle festività eccetera, quindi anche gli agriturismi, che è il settore comunque che vi coinvolge, sembra che abbiano, insomma, un buon andamento nelle prenotazioni, nei riempimenti, per la ricettività eccetera, quindi vacanza a chilometro zero comunque sul territorio nazionale sta ripagando questo tipo di investimento in agricoltura. Sì, guardi, su questo diciamo che i nostri consumatori hanno recepito al 100% la necessità del chilometro zero, ma soprattutto dal campo alla tavola, nel senso che sempre di più si va alla ricerca del nostro agriturismo per valorizzare il proprio territorio, ma soprattutto per valorizzare i nostri prodotti agricoli. 1600 sono gli agriturismi del Veneto, circa 250 sono a Padova, oggi registrano sicuramente il tutto esaurito per le prossime festività. Questo è un buon segnale anche nel rispetto del Covid, nel rispetto di tutta la pandemia, nel rispetto delle regole, anche la necessità, la verificità che i consumatori e tutti stanno valorizzando i nostri prodotti agricoli, e penso che questo sia una giusta risposta che noi dobbiamo dare alle nostre feste natalizie, che la valorizzazione dei prodotti agricoli, la valorizzazione del chilometro zero penso sia un elemento estremamente importante e determinante per la sopravvivenza. E adesso con le festività, appunto, le persone magari anche se stanno a casa non vanno fuori nell'agriturismo, però comunque consumeranno nostrano, e quindi potrebbe esserci anche un ritorno interessante, no? Assolutamente, su questo noi ci contiamo molto. Anche nell'ultimo studio che ha fatto CIA Padova, l'ufficio studi ha dimostrato che più
rispetto all'anno scorso il 20% in più i nostri consumatori vanno alla ricerca di prodotti tipici. Ecco, questo è il 20% è tanto, veramente? Assolutamente sì, e quindi questo è un altro aspetto importante, che valorizzano le nostre aziende, ma valorizzano anche i prodotti e la ricerca, anche la privatezza delle nostre produzioni agricole. Un suggerimento per trovare i produttori, dove si può andare? C'è il vostro sito che ne ragiona alcuni? Assolutamente, c'è il nostro sito, ci sono tantissimi altri siti delle altre organizzazioni, perché quando si deve fare squadra si fa squadra insieme, e quindi alla ricerca delle nostre aziende agricole che sono ben stabili nel nostro territorio regionale padovano, e quindi su questo buona ricerca a tutti, ma soprattutto buona ricerca del proprio prodotto. Quindi questa è una cosa simpatica e carina. Allora, siamo arrivati un po' al termine. Un po' un augurio e anche un auspicio, perché questo è anche importante per il nuovo anno. Che cosa augura agli agricoltori, che poi comunque viene a rappresentare, e qual è l'auspicio invece per quel che riguarda il PNRR e la manovra di governo che deve essere approvata? Beh, guardi, noi siamo pronti per il PNRR, nel senso che sono quasi stanziati quasi 9 miliardi per il settore agricolo nel Veneto, e quindi su questo abbiamo i nostri progetti. Dobbiamo valorizzare sempre di più le nostre aziende agricole, valorizzare sempre di più il nostro territorio, valorizzare sempre di più il nostro paesaggio. Quindi l'augurio è che per il 2022 sia una annata prospera per tutti noi, con meno Covid sicuramente, ma con prodotti di grande qualità, di grande produzione. Grazie direttore, noi le facciamo naturalmente i migliori auguri, per cui possa anche in qualche modo rilassarsi tranquillamente e serenamente, come tutto anche il settore agricolo durante questo periodo, oppure trovare lavoro ma nel modo più sereno e tranquillo, e che si possa trovare una soluzione anche a questo discorso dei prezzi, che è veramente angosciante per tutti. Detto questo, io vi ricordo, se volete cercare informazioni, visitate il sito della CIA Padova, per quel che riguarda il territorio, anche per scoprire le aziende aperte. Insomma, ci sono tante informazioni e notizie anche sulla stagionalità dei prodotti, oppure delle altre associazioni di categoria, come giustamente diceva il direttore. Ci rivediamo domani, rivedete la puntata in replica sul nostro sito come sempre. Grazie.